Raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo tornati su Football Manager con la Challenger dal Napoli e siamo agli ottavi d'andata di UEFA Champions League. Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ok. Andiamo a prenderci la coppa. Ah, su 12 disponibili. Sono una pippa allora. Sono una pippa. Allora, mettiamo, no, Elmas non può. Sì, ma Jesus, Okafor, Zanoli, il Guy e Sirigu. Andiamo ragazzi, verso la gloria. No, sarebbe importante passare almeno questo turno per avere soldini in più, che se non dovessimo vincere il campionato quest'anno abbiamo l'ultima chance. Vai raga. Si parte, Champions League, copyright, 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 copyright. Vai, scusate, dopo questa me ne vado. Dai raga. Contro il Benfica possiamo dire la nostra, raga. Incoraggiamoli, ragazzi. La squadra c'è, la squadra ha tutto per poter fare un bel match. Pino, Paino. Di Lorenzo, vai di lo. Soldato Kim per Pino, ragazzi. Questo deve essere il gol. Mettila in mezzo Pino, mettila in mezzo Pino, invece segna Jeremy. Pino, 1-0. Purtroppo i gol in trasferta non valgono più, però bel modo di cominciare un Pino straripante. Grande Paino. Ocho. Ramos. Gol di Araujo vergognoso. Ma Meret. Ma quanto scandaloso sei. Incredibile. Cagata atrocissima di Meret. È andato a 2 allora di Lorenzo. Recupera bene. Osi, Osi, Osi. Mamma mia, super Osi, super Osi. Grande Osi. Di Lorenzo. Jeremy. Kvara non riesce a prenderla. Rui. Anghissà. Rachmani. Di Lorenzo. Paino. Zielinski. Vai Lobo. Zielinski bravissimo per Rui. Kvara. Kvaratskhelia! Che gol di Kvara! 2-1, 2-1. Gol meraviglioso di Kvaratskhelia. Bel Napoli oggi, veramente un bel Napoli per il momento, a parte la cagata merettiana. Pino. Ecco. Dopo ci perdiamo su 6 stronzate. Oh, c'ho ancora da solo. Mamma mia. Purtroppo facciamo belle cose, ma dopo ne facciamo altre che sono grottesche. Rui. Occhio ragazzi. Enrique Araujo, Enrique Araujo, Enrique Araujo. Oh, qua Meret fa una grande parata. Vai. Continuate così. La squadra c'è per il momento. Però dobbiamo chiuderla, sarebbe bello un 1-3. Vediamo chi è stanco. Anghissà è distrutto. Mettiamo un Dombele. E togliamo anche Di Lorenzo e mettiamo Singo. Primi due cambi per il Napoli, che ha bisogno di forze fresche. Anche il soldato Kim distrutto e lui. Il soldato Kim è pericoloso, ammonito e stanco. Il soldato Kim è ammonito e stanco. E Mario Rui uguale purtroppo a sinistra. Mamma mia, le istituzioni purtroppo in difesa che sono morti. Cioè devono tenere un ritmo alto, però
Raga, non buttiamola via. Non buttiamola via. Bravo Olivera. Rachmani. Jesus. Ndombele appena entrato. Osi. Bravo Osi. La dà Kvara. Kvara Olivera. Olivera Kvara. Kvara Olivera. Bravissimi Kvara. 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 Kvaratskhelia. Mamma mia. La 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 la. Vai. Corner. Batte Zielinski. Peccato. Andiamo a fare l'ultimo cambio. Esce uno stanchissimo Osimhen. E mettiamo. Proviamo Lozano in questo inedita. Possiamo giocare un po' Lozano, poveretto. Sembra nervoso. Ha fatto la cagata. Positivo. Singo. Lozano. Zielinski. Sembra un vetro di prestigio, cazzo. Poi... No. Enrique Araujo più pericoloso. Attenzione Araujo, gol. Incredibile. Abbiamo pagato a caro prezzo, forse, i troppi cambi difensivi. Lozano, Paino. Vai Paino, Ndombe. Ndombe! Fuori di poco. Calcio d'angolo, dai, l'ultimo respiro, riprendiamola. Niente da fare. Lobotka, prova Lobo. Vai Lobo, non perdermela la Lobo. Olivera, Rachmani. Shingo. Zielinski. Zielinski show. Shingo. Attenzione! Kvara l'ha messa. Kvara, uomo Champions. Kvaradona, signori. Kvaradona. Grande Kvara. E andiamo a espugnare Lisboa. E godo come un porco. Grandissima vittoria questa, Vittoria pesantissima, ragazzi. Pesantissima. Kvara, bisogna lodarlo, ragazzi. Ok. Bravo Kvara. Facciamo anche la conferenza tutti insieme. Sì. Sì, te è arbitrale, ti ho surclassato, hai fatto 2 gol. Ah, cazzo, Kim fuori però per il ritorno. Kim fuori per il ritorno, questa non mi piace. Andiamo contro la Fiorentina, non posso far turnover con il Milan che è così forte, e anche l'Inter comunque che è là. E vediamo, a parte sarà durissima a parere. Anche il tempo non è dalla nostra, attenzione, nevischio comunque. Leggermente nevoso a -1. Bene, perfetto. No. Incoraggiamo i ragazzi. E vediamo, chiaramente col Milan che vola così. Dovremmo vincerle tutte, ma la vedo abbastanza improbabile. Partita di merda per il momento, perfetto. Poi ci svegliamo un attimo. Attenzione Pino, leggermente infortunato. Eccola là. Ocio. Di Lorenzo. Roba nostra, ma con queste condizioni climatiche non siamo avvantaggiati noi che siamo più tecnici. Frattesi. Lobotka. Paino, vai Paino. Bravo Paino. Ecco. Niente. Gollini. Può andare tranquillo, gli Appennini innevati. Che bello. Ocio, niente. Osi, ti prego. Incredibile cagata di Gollini. Osimhen porta in vantaggio il Napoli. Calma. Lo diamoli, però attenzione, sulla Fiorentina arrabbiata, incazzata. Speriamo di non prenderlo subito. Biraghi, Mandragora, Ocio, gol da solo.
Mamma mia. Finisce il primo tempo, fortunato. Non vi rilassate ragazzi, vi prego. Sembrano fondamentali sti punti. Mettiamo Okafor che Pino è un po' andato. Frattesi ammonito. Mettiamo Ndombele. Resto per il momento c'è. Dai fioi. Non vi rilassate. Ansioso Osimhen. Cazzo a Osi. Zielinski ti prego 2-0. Niente. Kvara. Lobotka. Tira! Il lobo fuori di poco. Comunque il territorio della Fiorentina è vuoto. L'Artemio Franchi veramente vuoto. Comunque grande Osi che ha sfruttato la cagata. No, ha espulso. Dio Cristo però. Dai. Ma vai a fare in culo, va. Allora. Tattiche. Allora. No. Dobbiamo fare così. Togliamo Lobotka e mettiamo Juan Jesus. Qua mettiamo, dobbiamo mettere gente di gamba. Centrocampista di quantità. E al posto di Zielinski mettiamo Dem, è bello roccioso. Incontrista difesa, però sarà veramente dura, raga. Che coglionazzo. No, Kim non si tocca. Mamma mia, sono buttata via la partita, ragazzi. Equilibrata. Istruzioni. Spesso. Più lento, più disciplina. Dribbla di meno. Ritornate, tenete le posizioni. Rallenta il ritmo. Non posso fare altrimenti, purtroppo. Se sarà un assedio, 62 sì, ciao. La vedo molto brutta, purtroppo. Cagata di Rachmani, che la paghiamo così. Ecco, subito il gol, sottile, gol. Ah, fuori, bisillabo di felicità. Incoraggiamo i ragazzi. Jesus, soldato Kim, ti prego soldato Kim, non far cagate. Soldato Kim. Okafor è... Sarà un assedio adesso, Gollini, il Golli, d'altra cagata di Gollini, niente. Kim, metti la terra, lui. Anghissa, Kvaradona, Rui Perosi, cagata di Gollini! Osimhen, Victor! Osimhen 2-0! Doppia cagata del Golli. Doppia cagata del Golli. Mamma, la dobbiamo sfangare, cazzo. E gli manca ancora una vita. Barak, Jesus, Kvara, anche Kvara ammonito. Kvaratskhelia. Vai Okafor, che Okafor quando entra fa sempre i danni. Oka. Peccato, 76esimo, manca ancora troppo, siamo in 10 da 20 minuti. Non ci credo, espulso anche Di Lorenzo. In 9, zio Kanda. Che schifo, mamma mia. Mettiamo single per Osimhen. Ah, non posso che fare i cambi, perfetto. Dobbiamo giocare così. Difensiva. Lodiamoli per quello che stanno facendo. In 9, ragazzi, furto all'Artemio, Golini ha fatto 2 papere, ma ragazzi 2 espulsioni così, veramente. Incredibile. Gonzales. Gol ovviamente. Qua me.
E adesso rischiamo anche di perdere. Cioè, di perdere spero di no, però il pareggio può arrivare. Teniamo... vabbè. Adesso è chiaramente la Fiorentina scatenata. Oh, e fa... No, vabbè. E fallo e non lo fischia. Adesso segnano così. Mamma mia, che furto, ragazzi. Che furto, che schifo. Ciao. No, 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 non batterlo. Ma tiella. Kvara, buttala in curva. No, Rui. Cazzo volete fare, Rui? Mettila in mezzo, facciamo qualcosa. Niente, persa. Ma dobbiamo perdere tempo, raga. Ma perché ste stronzate? Bravo Dem. Soldato Kim. Osimhen non la tiene. Male. Qua bravo One. È finita la partita, vi prego. Andiamo a casa. Gol gol. Incredibile. Insomma, ci sarà l'intervento del VAR, ma sicuramente gol. Gol, gol, gol della Fiorentina, incredibile. Incredibile il furto subito oggi. Andate a cagare. Sì, sì, una vergogna. Una vergogna. Hanno fatto di tutto per regalare la partita, di tutto. Bravo Osi. Partecipa, inizia l'abbandono subito. Perché fate schifo tutti, stronzi di merda. Ma dai, ma perderla così, no? Spareggiarla così, no? È una vergogna. Con 2 espulsioni dominata, cioè, vabbè. L'Inter vince, se so cazzi, perché rientrano tutti. Milan 2 punti in più, ma il Milan ha 2 partite in meno. Il Milan ovviamente le vincerà tutte. Sì, però può anche giocare il Milan, perché non sto capendo più un cazzo con questo calendario. Cioè, può giocare anche il Milan? È cioè, può farlo? Non capisco. Ma mando il vice qua, ciao. Per la tensione con la Fiorentina mi sono fatto una partita da solo sperando di dominare, a rilassarmi. Ci ho bestemmiato, almeno non in registrazione posso farlo. Vinciamo 1-0 con Simeone al 90esimo. Siamo in una crisi incredibile. Non so che dire, sinceramente. Non so veramente che dire. E sì, col Milan così, poi ciao. Male, però, molto, molto male. Proprio quel pareggio con la Fiorentina vergognoso, rubato, ci sta condannando alla tensione. C'è poco da fare. Partita già vinta, decisa dall'arbitro per espulsioni veramente ridicole. Perché ridicole, non fanno bene. Adesso per fortuna un po' di riposo per la partita di Champions, ma vabbè. Mi sono fatto anche questa off cam per prepararmi al meglio per la Champions League. Per questo video cioè l'obiettivo è passare il turno di Champions e così anche da velocizzare un po', perché devono essere comunque stagioni rasciate, nel senso un po' più veloci. 2-0 tranquillo, non male, dai, non male, però sì, siamo comunque stanchi, Osimhen fuori 5 giorni, adesso sarà il recupero del Milan presumo, ma l'è dura. Siamo in difficoltà con squalificato Kim, tanti giocatori che non posso registrare, vedremo un po' cosa combiniamo. Ma non la vedo semplice. Adesso abbiamo Benfica, Inter, ce le spariamo ovviamente tutte. E vediamo che succede. Giochiamo Champions, soprattutto giochiamo campionato. Se non le vinciamo tutte e due, è chiaro che col Milan che ha vinto il recupero col Bologna 3-1 è finita, insomma. Copyright, copyright. Dai. Andiamo ragazzi con i copyright in corso, copyright, copyright. Copyright, copyright, copyright. Attenzione subito però Benfica. Oddio, mamma mia. Copyright, copyright. Copyright. Oh copyright. Il copyright. Scusate ragazzi, un momento di panico. Dai fiori, dai. Grande è così quando fa queste cose da seghe. Kvara, Anghissà, gol. Bravo Anghi, 1-0. Vedo comunque incredibilmente un Napoli più sveglio in Champions. Non perché adesso riprendiamo 8-1, però Zielinski. Sarebbe bello arrivare ai quarti.
Lobotka. Osi, boom boom. Victor Osimhen. 28 reti stagionali per l'asso nigeriano in 3 minuti 2-0. In campionato era un po' che non si vedono ste cose. Preferivo sinceramente perché se andiamo avanti in Champions sono contento, però la Champions difficilmente la possiamo vincere. Attenzione Ramos, gol, eccola là, tac. Subito. 9 minuti. No, la squadra adesso poi senza Kim, ragazzi, del prossimo anno ci vogliono miglioramenti difensivi se vogliamo fare qualcosa, se no è impossibile vincere, abbiamo una difesa troppo di merda. Osimhen in 10 minuti 3-1, cioè cagata del portiere, però siamo in un momento della stagione un po' così, ragazzi, azioni ovunque, mamma mia. Dai, che se manteniamo così nel secondo tempo faccio ampio turnover. Di Lorenzo, Pino, Jesus, Rachmani, Lobotka, Rachmani, Jesus, Zielinski, Jeremai, vai Jeremy, Pino, vai Pinotto, Pinotto, Perosi, per Anghiso. 4-1 in Champions, sembriamo dei fenomeni. Il problema è che in campionato facciamo da cagare. Boh, dai, diciamo che penso che siamo passati, insomma, non voglio minimamente pensare che andiamo a perderla. Così me lo tengo ancora un po' perché se no mi rompo i coglioni che della tripletta. Bravi. Per un po' di loro facciamo esce Kvara, entra Godaro, esce Piro, entra Okafor. Ok. Perfetto. Allora penso abbiamo Inter e Juve, raga. Inter e Juve. Limitiamoci a rallentare il gioco, addormentiamo la partita e per piacere portiamo a casa il risultato. Ecco, subito. Che non posso permettermi di fare un cambio. Incredibile. Adesso se c'è un altro... Niente, l'ho capito. Cioè il turnover non posso fare neanche massiccio così. Lo paghi subito. Sto football manager lo paghi più del solito. Tanto Holland, City 1, Atletico Madrid 0. Al 52esimo, Erling Brut Holland. Ultimi due cambi, Osimhen, cioè non hai fatto la tripletta, quindi cazzi tuoi, esce lui ed entra Oli. Neres, gol. Mamma mia, palo. Secondo tempo atrocissimo del Napoli. Questo fa capire che purtroppo le riserve non sono minimamente all'altezza dei titolari. Per carità, ha fatto 3 cambi in primo tempo, può essere un po' da pazzi, però la partita era veramente in super controllo. Niente. Disastro assoluto. Veramente grosse delusioni. La vinciamo, sì, ma perché ha fatto un grande primo tempo, però appena ho messo giocatori, diciamo, che non giocano spesso. Mi sembrava il Napoli del campionato. In questa ultima parte, diciamo. Gol. Mamma mia, grazie Mere. E possiamo andare a casa, grazie. Lobo. Anghissa, raspa, fallaccio. Dai che andiamo ai quarti, dai una bella notizia, arrivano anche i soldini.
Raspadori. Bel tiro di Raspadori. Dai, vinciamo. Finalmente una bella notizia. Adesso con Inter Juve ci giochiamo lo scudetto. 9 milioni. Grande Osi. Ok, allenamento. Adesso abbiamo Inter. No, vabbè, è qua. Preparazione al big match. Qua non giochiamo. Fisico, ci sta, vai. Ci sta, ci sta. Bella sensazione. Non lo scambio neanche con Modric. Neanche con Modric. Mi chiedono se posso partecipare alla partita perché mi manca Anghissà, Osimhen. Che io ci provo. Ma pensa che sporca, che palle. È stata spostata, grazie. Inter Milan. Oh, ti prego, per la prima volta nella mia vita tifo Inter. Che sport, 5-0. 5-0, siamo sotto, ma solo di un punto. Me coglioni l'Inter. Sì, speravo magari no, proprio 5-0. Mamma mia, Milan sul... adesso il Milan avrà una crisi dopo sta sconfitta nel derby. Adesso abbiamo la Juventus. E abbiamo anche un po' di riposo, godo. Sorteggi della Champions League. E inizia il sorteggio. Tottenham, Chelsea, Bayern, Napoli. Benissimo. Real Madrid, City bello. Milan, Barcellona, che sparo, che partita. Peggio, una delle peggiori in assoluto. Salutiamo la Champions. Va bene, però ci sta, insomma, ci sta. Oh, che cazzo fai? Ma che cazzo vuoi? L'avrei già visto. Ah, ok, per le semifinali, vabbè, frega niente. Tanto no, sarà dura andare. Dottore. Vai ragazzi, andiamo. Con il Milan vittorioso e con noi che solo la vittoria può darci ancora una speranzella di campionato. Non siamo riposati. Vediamo, la Juve è comunque in difficoltà, se non è sicuramente stiamo giocando meglio noi in campionato, abbiamo una classifica migliore, però la Juve al Torino è sempre difficile da battere. Vai. Molto bello in Champions comunque devo rifare le difese, Mari non piace, Kim bene, però anche lui qualche difficoltà, bisogna di un centrale fenomenale se vuole vincere il campionato. A mio parere questo è il problema nostro. Non si è capito che cazzo è successo. Chiesa. Danilo, perché subito prima azione da che si vede Juve ovviamente. Mamma mia, ma anche il portiere è un'altra merda atrocissima. Incoraggiamo sti stronzi. Vai Kvara. Gol di Kvara e ci abbracciamo, dai. Tiro di Kvara e ci abbracciamo, dai. Ma vaffancuore. Osimhen, Szczesny para in maniera tranquillissima. Che bello. Primo tempo bellissimo. Adesso vince la prestazione, sono felice. Comunque non stiamo subendo Torino, anzi, vedo le statistiche, stiamo giocando meglio noi. Serve il gol però, serve il gol. Niente, se la Juve la prima azione farà gol, dai. Bravo. Bravo Meret. Incoraggiamo sti ragazzi. Niente, se la Juve secondo tempo se sta prendendo un po' le redini.
Chiesa, fa tutto Chiesa. Può far tutto Chiesa. Fuori. Noi abbiamo Shingo in difficoltà, sì, ma va bene, non abbiamo possibile. Shingo deve giocare, perfetto. Osimhen, spaccone, puoi anche andare a cagare. Kvara, mettiamo Okafor e Lozano per Pino. Domando di più. Lobotka è finito. Siamo frattesi. 81esimo, 83. Sarebbe bello segnarlo adesso. Sarebbe quasi il The Dream. Zelinski potrebbe essere un gol che accende le speranzelle scudetto. Niente da fare. Frattesi, appena entrato Frat. Lozano porta a volta si mangia un gol che è veramente scandaloso. Cioè, lascia un gol così. 0-0. Salutiamo lo scudetto. Ciao. Non è ancora arrivato il momento, abbiamo comunque un altro anno, quindi ci può stare. Manda il vice, va che è meglio. Raga, ci becchiamo per la semifinale data di Team Caz. E niente, saluto il comandante veneziano, sono un po' deluso perché in campionato facciamo troppa fatica e a mio parere dopo la partita con la Fiorentina c'è stata un po' di crisi. Ciao!